Buonasera a tutti, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento del martedì. Ehm, Questa sera parleremo di cerchio di fuoco, è un qualcosa di cui abbiamo già parlato in passato in alcuni video dove spiego appunto la difesa. È una difesa di tipo magico, ma può essere fatta in molte modalità. Intanto ben trovati, vedo che c'è già qualcuno collegato e mi farà piacere ovviamente se scriverete. Claudia, Valeria, buonasera, buonasera anche a voi. Allora, mentre aspettiamo appunto che si colleghino anche altre persone, vi ricordo sempre di seguirci sui nostri canali ufficiali. Per chi non lo avesse fatto ancora, sarebbe un grande piacere che appunto vi iscriviate, oltre che al mio canale YouTube, anche al canale YouTube del Marietto Veneziano, di cui comunque metto sempre il link in descrizione, e anche i nostri gruppi Facebook, Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e i Casti Sacerdotali. Ci farà sicuramente molto piacere vedervi lì, dove lo scambio è quotidiano e possiamo appunto condividere molte cose e trascorrere del tempo insieme. Saluto anche i nuovi arrivati, Marietto, che tanto ti ho annunciato anche prima, Lady Esoteria, buonasera, Mirela, Gennara, Anna Maria, Grazia, Marisa, Cristina, Laura, bene, sono molto contenta di vedervi. Come dicevo poco fa, questa sera parliamo di cerchio di fuoco. Ciao Tonia, ciao Tiziana. Il cerchio di fuoco ha una funzione molto importante, è una funzione difensiva. Ehm, Perché è tanto importante? Soprattutto in alcuni frangenti. Abbiamo insegnato in passato l'ovetto blu di protezione, che si consiglia appunto di fare ogni mattina, appena svegli. È buona norma appunto quella di schermarsi e di creare un guscio protettivo per impedire o comunque limitare, ma impedire vedrete che funzionerà benissimo, gli scambi che purtroppo, o per fortuna in alcuni casi, per qualcuno che ha bisogno di nutrirsi qui e là con le energie degli altri, abbiamo appunto necessità però di contenere le contaminazioni, perché a volte entriamo in contatto con persone che hanno una frequenza vibratoria compatibile, se non simile alla nostra. In altre circostanze invece ci veniamo a trovare proprio con persone dissonanti rispetto alle nostre peculiari vibrazioni e energie. Dunque è bene, soprattutto per non uscirne magari indeboliti o agitati, perché si trasmette anche il nervoso, quel senso di tristezza, affaticamento che può appunto seguire a certi incontri. Dunque appunto l'ovetto blu di protezione sicuramente nell'arco della giornata fa un grande lavoro. Ma cosa succede in particolare prima di andare a dormire? Quando per esempio quando andiamo a dormire sappiamo appunto che il nostro corpo fisico dorme e espleta le sue funzioni normali, respirazione, battito cardiaco, ma il nostro corpo astrale, il nostro corpo energetico si allontana. Cosa significa dunque? Che talvolta il nostro corpo fisico lasciato, diciamo così, incustodito, può venire disturbato anche da alcune presenze che girano appunto sui piani astrali e che possono venire a nutrirsi della nostra energia mentre appunto stiamo dormendo. Ecco che siamo molto più vulnerabili in quei frangenti ed è dunque consigliabile
la sera, in particolar modo prima di andare a dormire, fare un cerchio di fuoco intorno al letto. Ora, esistono diversi metodi per il cerchio di fuoco. Uno è stato spiegato in questi giorni come pillola, insomma, di condivisione dal Marietto Veneziano nel suo canale YouTube, e vi consiglio di vederlo perché è un video breve e condensato di informazioni che appunto sono utili per poterlo fare voi utilizzando appunto un oggetto, un bracciale, un qualsiasi cosa desideriate portare poi addosso in modo che vi schermi e vi faccia appunto da cerchio di protezione. Questo appunto vi servirà giorno, notte, sempre in continuazione e vi tutelerà. È chiaro che dal punto di vista radionico gli oggetti poi vanno ricaricati nel tempo perché portano sì il programma memorizzato su di sé, però nel tempo si saturano anche di altre energie, pertanto è necessario poi periodicamente smagnetizzare e ripetere il procedimento. A maggior ragione se abbiamo una vita sociale intensa, parecchi scambi con le persone, magari abbiamo un tipo di lavoro o di attività che ci sottopone al contatto col pubblico o a doversi interfacciare appunto con tante varietà vibratorie, e dunque è bene appunto tutelarsi in questo senso. Prima di vedere però gli altri metodi che affronteremo questa sera, vi volevo annunciare che un'iniziativa della quale abbiamo già parlato nel gruppo Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. È un'iniziativa che abbiamo in qualche modo testato, cioè abbiamo fatto un sondaggio nel gruppo per vedere se vi avrebbe fatto piacere una serata sempre in live dove era possibile chiamarmi in diretta per una stesura su una domanda per tutti quelli che appunto prenderanno la linea. E dunque vi annuncio che abbiamo deciso di farla venerdì alle 20:30, dunque sarò molto contenta per quelli che, cioè, di ricevervi. Saremo qua sempre in streaming sul mio canale. Il numero lo trovate in tutti i messaggi, in tutti i video, in genere compare in sovraimpressione il mio numero e dunque potete utilizzarlo, e tra le 20:30 e le 21 appunto faremo questo appuntamento venerdì sera, mi raccomando. Dunque segnatevi il numero se volete farmi una domanda alla quale risponderò con le sibille, sarò molto contenta appunto di ricevervi venerdì sera, mi raccomando, qui sul canale. Allora, ritorniamo al cerchio di fuoco. Abbiamo detto appunto quanto è importante, abbiamo detto il perché, soprattutto la sera prima di andare a dormire sarebbe opportuno fare il cerchio di fuoco. Dunque veniamo ai metodi. Abbiamo detto un metodo è un metodo radionico che serve a impregnare un bracciale, una collana, un oggetto, e per questo vi rimando al video del Marietto Veneziano, andate sul suo canale così che potrete appunto vedere come farlo, perché ve lo spiega proprio passo passo. Un altro metodo è sempre collegato alla radionica, in un certo senso, è un metodo comunque fisico, tangibile, e consiste nel passare un filo di rame intorno al letto. Il rame ha una grandissima capacità di essere un conduttore,
Pertanto, oltre a essere un conduttore e agevolare insomma lo scorrere fluido delle energie, messo intorno al letto, anche se ovviamente non è che dovete fare un cerchio, va bene anche se lo metterete così lungo il perimetro del letto. Tra l'altro, essendo un materiale impregnabile, perché no? Se avete una bobina di filo di rame, potrete usarla per caricarla col cerchio di fuoco a livello radionico e poi stenderla intorno al letto. Funziona anche stesa semplicemente senza la programmazione, ma potrebbe essere una cosa in più. Chiaro che non tutti sono lì con un filo di rame intorno al letto, però sappiate che a livello ermetico parlò di questo sistema perfino Franz Bardon, dunque è un illustre metodo validissimo anche dal punto di vista occulto magico. Ma veniamo invece ad altre metodologie. Un altro metodo, chiaramente sappiate che non mancherà il trattamento radiestesico che faremo insieme e lo lascio per ultimo, però sappiate che c'è, così magari restate con me. Allora, intanto vi volevo appunto fare una veloce carrellata su quelli che sono i metodi disponibili per difendersi soprattutto la notte e difendersi in modo, diciamo, sfruttando le nostre facoltà o comunque le informazioni e le conoscenze che condividiamo su questi canali. Dunque, il secondo metodo di cui vi volevo parlare questa sera, abbiamo visto il primo, il filo di rame, il secondo è un cerchio di fuoco fatto con il potere mentale. Dunque, molto semplicemente dovrete immaginare di tracciare un cerchio, visto che dal punto di vista magico ci si rivolge sempre a est, potrete sempre immaginare di essere rivolti a est. Del resto in casa quasi tutti conoscono l'esposizione, se non la conoscete è un buon momento per togliersi questa curiosità e vedere appunto dove è orientato il vostro letto, che non è mai una cosa brutta conoscere. E rivolgendovi appunto ad est, chiuderete gli occhi. Ovviamente è sempre opportuno fare qualche respirazione, concentrarsi, svuotare la mente, a maggior ragione visto che stiamo facendo una pratica di difesa. A questo punto, appunto, una volta rilassati, immagineremo di tracciare questo cerchio di fuoco. Potremmo aiutarci immaginando una spada, la spada, per esempio la Sacra Spada, la spada di potere dell'Arcangelo Michele, oppure anche semplicemente un atame, una spada, un qualsiasi cosa che incuta appunto timore all'entità dell'astrale, che sappiate temono terribilmente le punte. Dunque l'idea di una punta per loro è terrifica, perché costituisce un mezzo che li distrugge e porta alla morte queste entità, e dunque diciamo che sono terrorizzati dalle punte. Immaginiamo appunto una spada e di tracciare in senso orario intorno al letto questo cerchio, e mano a mano che la punta della spada tocca terra e si muove, subito dietro si accendono delle fiammelline, diciamo delle fiammelle di circa 10 centimetri, fino a quando appunto completeremo tutto il cerchio. Manteniamo poi la visualizzazione del cerchio più a lungo che possiamo per imprimere la massima forza. All'inizio potremmo usare appunto l'espediente della spada, nel tempo basterà immaginare semplicemente il cerchio di fuoco e dunque ogni sera prima di andare a dormire basterà proprio un attimo per non essere disturbati durante la notte, quando siamo appunto più vulnerabili. Sappiate che purtroppo è una realtà, soprattutto nei giovani, dove gli incubi sono più frequenti. Sappiate che la causa è proprio la presenza. A volte basta semplicemente che si avvicinino al nostro campo
astrale e per essere disturbati, soprattutto quando appunto hanno delle energie forti, dissonanti e quando vengono a nutrirsi. E sappiate soprattutto che si nutrono dal chakra sessuale, cioè dalle vie sessuali, diciamo così, non, i cosiddetti vampiri dell'astrale. Bene, questo era il secondo metodo. Potrete anche semplicemente, sì, allora Laura Cioffini, con il dito indice va bene lo stesso? Sì, va bene lo stesso, assolutamente. Ok, adesso veniamo all'ultimo metodo che è quello radiestesico. Dunque, se vi fa piacere, riceverete appunto questa sera in diretta questo trattamento radiestesico dove andiamo intanto a ripulire il nostro campo energetico, ma anche la camera da letto, e visto che abbiamo parlato di cerchio di fuoco intorno al letto, andremo a creare un cerchio di fuoco intanto intorno alla vostra persona, un cerchio di fuoco stabile, ma che chiaramente appunto potrete in ogni caso, divulgando il video, farlo, donarlo dunque anche ad altre persone che lo guarderanno, oppure esercitarvi voi seguendo appunto le varie, i vari passaggi con le rotazioni opportune e donarlo appunto ai vostri cari. Bene, siamo pronti. Allora, io comincio. Vado in antiorario così che rimuovo, appunto, chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, alle intelligenze delle gerarchie cabalistiche, delle gerarchie angeliche e ai dottori spirituali di rimuovere dal campo eterico e dal campo astrale di tutti i membri dei gruppi e tutte le persone che stanno appunto guardando il video in questo momento e di rimuovere appunto queste entità attaccate sia al loro corpo fisico, al loro corpo astrale, al loro corpo mentale e ai luoghi dove appunto riposano tutti quanti e di inviare, ripulire e inviare queste entità nel giusto piano di esistenza. Aspettiamo pazientemente che il moto si fermi da solo, che significa che le intelligenze alle quali ci siamo appellati stanno facendo il loro lavoro. Ok, ci siamo quasi. Ok. Adesso andiamo invece in senso orario e chiedo al mio sé superiore, alle mie guide spirituali, ai miei maestri, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di creare un campo di energia positiva e di trasformare appunto tutte le vibrazioni negative in vibrazioni positive, costituendo appunto un cerchio di fuoco intorno a tutte le persone che stanno guardando questo video affinché siano sempre costantemente protette da
entità negative nell'astrale. È un lavoro importante quello che stanno facendo per noi. Ci siamo quasi. Facciamo ancora 2 passaggi. Ok, ha preso il moto circolare, andiamo in antiorario e chiediamo appunto alle entità superiori, ai miei maestri, alle guide spirituali, al mio sé superiore, alle schiere delle gerarchie angeliche e ai dottori spirituali di rimuovere dalle nostre abitazioni, in particolare dalle camere da letto, i blocchi, le memorie, le energie, le vibrazioni negative, le impressioni che si sono appunto fissate fino in ogni atomo, incluso nel processo, e di trasformarle in energie più utili che possano essere appunto rimesse in circolazione, energie trasformate e ripulite messe in circolazione, che lasciamo che sia la divina provvidenza a stabilire dove occorrono di più. Siamo quasi. Dunque con l'antiorario abbiamo richiesto che venisse rimosso qualcosa e adesso con l'orario, perché ogni volta che rimuoviamo qualcosa viene lasciato uno spazio vuoto che non deve rimanere vuoto se non vogliamo che venga riempito da qualcosa di spiacevole, dunque chiediamo al sé superiore, alle mie guide spirituali, alle intelligenze delle schiere cabalistiche e ai dottori spirituali di riempire gli spazi lasciati vuoti dalla rimozione di tutte queste cose con energie di armonia, vibrazioni di serenità, pace, benessere, protezione e difesa. Grazie per tutti, ovviamente tutti coloro che guardano questo video. Grazie.
Abbiamo quasi concluso. Come avete visto abbiamo prima rimosso le entità negative che sono o che potevano esserci, non è detto che ci fossero per tutti, ma se ci fossero state sicuramente le avremmo rimosse. Poi abbiamo provveduto con la creazione del cerchio di fuoco. Il terzo passaggio è stato rimuovere anche tutti i blocchi, le memorie, le energie, le vibrazioni negative. Abbiamo dato nelle mani della Divina Provvidenza queste energie trasformate affinché se ne servisse in modo più opportuno sulla base di quelle che sono le urgenze e le necessità che stabilirà appunto la Divina Provvidenza. E infine abbiamo riempito lo spazio vuoto, lasciato appunto vuoto dalla rimozione di quelle cose con energie e vibrazioni più consone. Ecco qua. Sta ancora girando un pochino, ma ok, ha perso il moto rotatorio circolare, vedete che oscilla, va avanti e indietro, dunque abbiamo concluso. Ecco, questo è quanto, abbiamo fatto questo bel trattamento, è un trattamento che sicuramente mi direte se avrete dormito meglio, mi farà piacere, se vi sarete sentiti più tranquilli. E sempre sarebbe stato carino testare prima e dopo, se qualcuno di voi avesse testato, non ci ho pensato di dirvelo, ma sarebbe stato carino appunto aver testato le energie magari della stanza prima e poi dopo. E, sicuramente grazie Massimo, mi fa piacere che tu abbia sentito pace nel cuore, una cosa veramente, veramente carina e sono contenta se ho potuto contribuire in qualche modo. E allora vi ricordo prima di salutarci che abbiamo quasi concluso l'incontro di questa sera, vi ricordo appunto venerdì sera alle 20:30 in diretta per quelli che decideranno appunto di farmi una domanda con le sibille. Vi aspetterò appunto qua sempre sul canale. Ancora vi rinnovo l'invito a iscrivervi sia al mio canale se ancora non l'avete fatto, sia al canale del Marietto Veneziano, perché per noi è un sostegno sapere appunto che ci siete e ci fa piacere accogliervi nei nostri gruppi di Facebook. Se avete appunto un profilo Facebook non esitate a chiedere appunto l'iscrizione a Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia e ai Cassi Sacerdotali. Vi ricordo ancora che abbiamo un sito di riferimento che si chiama ilcapitano.altervista.org, dentro il quale appunto trovate tantissimo materiale completamente gratuito che potrete scaricare e utilizzare. Molti sono circuiti radionici che utilizziamo appunto nelle pillole dove condividiamo appunto conoscenze di radiestesia radionica. Vi ringrazio allora di essere stati qui con me, veramente tutti quanti. Saluto ancora anche Paolo che ho visto arrivare, Angela, Massimo che non avevo salutato prima, e vi ringrazio appunto della vostra partecipazione. Se vorrete condividere il video potrete utilizzare la stringa della barra degli indirizzi e divulgarlo anche negli altri gruppi. Se vi farà piacere farlo avete l'autorizzazione, anche perché abbiamo appunto trattato delle cose che sono importanti per tutti e per il benessere di tutti, senza contare che il trattamento radiestesico che avete ricevuto è qualcosa appunto che vi dovrebbe alleggerire non poco. Vi ringrazio ancora per avermi ascoltato, per avermi tenuto compagnia e ci vediamo, per chi vorrà, venerdì appunto con la lettura in diretta. Mi chiamate appunto al telefono. Grazie di cuore e vi abbraccio fortissimo. Buonanotte a tutti e grazie.